Allora, siamo sempre qui, Carrer, do a lei la parola perché diceva che c'è... Ah no, prima vediamo una slide che la commentiamo insieme, che è l'ultima slide, quando poterli richiedere con un esempio, al momento della liquidazione della pensione, pur in presenza dei requisiti reddituali, il titolare della prestazione non aveva compiuto l'età anagrafica prevista dalla legge per l'accesso al beneficio economico, per esempio maggiorazione sociale e il suo incremento. Questo è un esempio tipico, vero? Tipico, assolutamente tipico, perché questo accade in particolare nelle pensioni di reversibilità, che quando viene fatta la domanda di pensione di reversibilità, chi fa la domanda ha una certa età, gli spetta la pensione che è il 60% della pensione d'ante causa, e dopodiché magari l'anno dopo compie i 65 anni o i 70 anni e non chiede la maggiorazione sociale, che invece in questo caso spetta, e quindi sono, per esempio, se ha superato i 70 anni, sono 125 euro al mese, che fai dai conti quanto su pensioni di 500-600 euro sono una cosa importante, anche perché sono al netto, perché sono al di sotto della soglia dell'IRPEF, e quindi è importante. Quindi bisogna prestare attenzione a quando alla situazione che si ha nel momento in cui si fa la domanda, e seguire, quindi fare questi controlli che noi diciamo, passando nelle nostre sedi per verificare la situazione, perché purtroppo sono moltissimi. Si verificano. Volevo chiedere questo rapidamente, ma soltanto persone che hanno una pensione bassa fanno queste scoperte, oppure può essere anche una persona che ha una pensione, non so, che sa, 1500 euro? Ci sono persone anche che hanno pensioni non basse. È capitato per esempio recentemente, purtroppo, una persona che aveva una pensione anche più che dignitosa, superiore ai 2000 euro, con la moglie a carico e un figlio che a seguito di un incidente stradale era invalido e che quindi non aveva, è a carico della persona, e in questo caso per esempio l'assegno familiare era di 168 euro al mese per la moglie e il figlio invalido, e ha avuto un arretrato di 12.000 euro. Insomma, non sapeva, sempre un il signore non sapeva, pensando di avere una pensione medio-alta, insomma attorno ai 2.000 euro netti, pensava di non averne diritto, e invece avendo una persona a carico, un figlio a carico inabile, scatta un'aliquota molto più alta, e quindi questo gli ha consentito di avere questa condizione. Quindi attenzione, non stiamo parlando non è solo un problema delle soltanto pensioni basse, è un problema dell'INPS, dai, diciamo, certo, è un problema dello Stato. Abbiamo trovato l'altro giorno un pensionato, tanto per dire, che ha una pensione di 2.300 euro, non una pensione bassa, che aveva avuto il riconoscimento dell'amianto. Il calcolo che ha fatto l'INPS gli ha fatto il calcolo misto e non con sistema retributivo, perché non gli ha riconosciuto i 18 anni al 1996 per un mancato riconoscimento di 3 mesi di differenza. La differenza sulla pensione è di 122 euro al mese, non è una cosa di poco, quindi non è un problema solo delle pensioni basse. Sicuramente noi abbiamo una grande attenzione per le pensioni basse, perché ci riferiamo a persone anziane, a persone che hanno maggiori difficoltà, eccetera, però i controlli noi li facciamo su tutte le pensioni, anche sulle pensioni a calcolo, sulle quali troviamo o degli errori di calcolo da parte dell'INPS, oppure un'interpretazione restrittiva nel calcolo. Ci sono delle leggi che prevedono che nel caso in cui negli ultimi anni io ho fatto della cassa integrazione o della mobilità, il che mi abbassa la pensione, le norme dicono che vanno sterilizzati quegli anni e calcolata la pensione nella condizione di miglior favore. Mettiamo una slide sulle informazioni, per cortesia, della regia, contattaci, sì, prego. E quindi vanno calcolate le condizioni di miglior favore. Spesso l'INPS non applica questo principio, però se noi facciamo la ricostituzione e ci accorgiamo che c'è questo tipo di calcolo di minor favore, possiamo fare la ricostituzione e far avere i diritti alle persone. Assolutamente. Quindi siamo in chiusura, noi lasciamo sempre questa slide ferma qua, che le persone prendono informazioni. Perfetto. C'era qualcosa dalla regione, velocissimo? Sì, sulla regione va detto che per le persone che hanno a carico una persona invalida nel nucleo familiare c'è la possibilità di richiedere un contributo che si chiama impegnativa di cura domiciliare,
che è legata all'ISEE e che può andare da 120 a 400 addirittura a 600 euro mensili di contributo. È in sostanza una conquista che anche questa abbiamo fatto, perché la Regione dà dei contributi per chi è ricoverato in casa di riposo, ma chi mantiene la persona inabile a casa può avere diritto a questa cosa. Ci riscontriamo che è poco utilizzata perché è poco conosciuta, e anche questa purtroppo, essendo una legge regionale, è legata a una domanda che deve fare la persona interessata. E allora questa è della Regione del Veneto, va chiesto anche questo, che c'è questa possibilità ulteriore. Assolutamente allora, sì. Pier Giorgio Carrer, grazie. Giuseppe Di Girolamo, io devo ringraziarla per il suo intervento, comunque siamo arrivati al termine della trasmissione, eccolo qua, la saluto. Grazie a voi. Grazie a tutti. Un saluto a tutti voi, a tutti i telespettatori. Grazie ancora, naturalmente se avete problemi o quant'altro le sedi dello SPCGL sono a disposizione. Nelle nostre sedi. Perfetto, grazie ancora, buon proseguimento. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.